Lo spettacolo si chiama Homo Modernus e parla della nostra vita quotidiana, dalla mattina alla sera, quindi dalla colazione della mattina, con il modo di mangiare che è cambiato rispetto a un po' di anni fa, poi la raccolta differenziata, il rapporto con i figli, i social, sui quali cerchiamo l'anima gemella, che è un po' un paradosso perché cerchiamo l'amore vero nei social che invece sono il regno delle bugie, e poi come sono cambiati i lavori e poi soprattutto cosa produce tutto questo modo di vivere che è cambiato rispetto a un po' di anni fa. Produce soprattutto ansia in tante persone, che è il grande male dei nostri tempi. Allora cerco di parlare tutto questo anche in modo divertente, si spera, per capire poi come si può vivere decentemente in questi anni di grandi cambiamento senza appunto farsi travolgere dall'ansia. Io mi distingo un po' perché dal punto di vista tecnologico sono veramente un cane, non so fare quasi nulla, non riesco neanche quasi a fare il backup del telefono sul computer perché prima dovrei scaricare gli aggiornamenti, quindi sono ancora molto analogico e quando ho bisogno mi rivolgo a mio figlio che ha 15 anni e controvoglia, lamentandosi, però mi aiuta. Ecco, io sono un uomo del Novecento, credo che non diventerò mai un uomo moderno a pieno titolo. Io vengo sempre volentieri a lavorare in Friuli quando ci sono le serate organizzate dall'ERT, il circuito teatrale friulano, perché? Perché ci sono molti teatri che già in abbonamento sono quasi pieni, quindi quando vado nei teatri dove c'è un abbonamento so già che comunque ci sarà pubblico perché viene fatto un lavoro proprio sugli abbonamenti che è bello, che funziona. E poi sono legato al Friuli perché proprio in una serata che se non sbaglio era a Maniago, alcuni anni fa, conobbi una donna con la quale poi sono stato fidanzato per alcuni anni. Quindi noi andiamo a fare spettacoli anche sperando che succeda qualcosa di quel tipo e in quel caso avvenne proprio in una serata qui in Friuli.